questo nuovo video. Oggi sono qui per mostrarvi tutta questa mega spesa di Abaita Tua, che è uno shop online dove si può fare la spesa, e anche di questa qui di Tigotà. Iniziamo subito. Come sempre vi metterò i prezzi qui sotto. Allora, come prima cosa ho preso questo Foxy Ultra Big, due rotoli di carta da cucina, e sono 3 veli di rotolo. Comunque Foxy è una buona marca. Poi ho preso della Ama Casa, questa ammoniaca profumata con detergenti per tutti gli usi domestici, sgrassa, lucida e pulisce, e questa qui è 1 litro. Come spesa alimentare ho preso questa insalata Gentile. Ci tengo a dire che la roba vi arriva tutta imballata perfettamente e con trasporto refrigerato. Questa qui è venuta 1,27 euro. Poi queste melanzane sono arrivate un po' rotte qui, e queste qui non c'è scritto il prezzo, magari ve lo lascio qui sotto. Poi ho preso i kiwi, le mele Alto Adige IGP Sud Tirol. Praticamente queste sono 3 kg, 2 kg così e 1 chilo le hanno messe dentro questo sacchetto. Poi ho preso 10 confezioni di questo latte parzialmente scremato Val Gardena, 1 litro, e questo costava poco, e due di Parmalat Omega 3. Inoltre ho preso il tonno all'olio di semi e il pesto le conserve della nonna, pesto alla genovese. Come bibite invece ho preso questo San Benedetto al limone da 1,5 litri, sempre della San Benedetto l'aranciata Allegria 1,5 litri. Poi ho preso questi gnocchi di patate 1 chilo di italiano, ricette italiane, questi qui, ne ho presi 2. Poi ho preso queste merendine alla farcite con la fragola della Midi, e sono 10 merendine per 28 grammi. Della Beretta invece ho preso questi 2 Justel di pollo, 2 pacchi di piadine all'olio, 1 e 2, l'acqua frizzante da 1,5 litri della marca Vaia, fonte alpina, acqua frizzante naturale. Poi della marca Il Forno del Gusto, bastoncini al sesamo, questi qua sono 200 grammi, sono buonissimi. Poi della Pavesi ho preso le sfoglie olive cotte al forno, e sono 160 grammi. Poi della Pata ho preso questi due pacchi di patatine al ketchup, 45 grammi di prodotto, un pacco di lievito vanigliato per dolci della Bertolini, 64 grammi. Poi 2 di questi Vanetta simili al Danone, Danette, dessert al latte e dessert al cioccolato. 2 pacchi di queste olive nere polli già snocciolate, già pronte.
un pacco di crostatine al cioccolato dolci del castello senza olio di palma, e queste crostatine sono 240 grammi. Un pacco di pan bauletto della marca Roberto senza olio di palma e senza grassi, e sono 400 grammi di prodotto. 2 pacchi di grana padano caseificio Cantarelli, 100 grammi di prodotto. Poi ho preso questi pomodori, pomodoro datterino origine Sicilia, e sono esattamente 500 grammi. Poi ho preso della marca panificio francese questi croccanti all'origano, e sono esattamente 150 grammi di prodotto. Come vi ho detto prima, c'era un altro pacco di gnocchi, questi qui da 1 chilo, la marca italiano. Poi ho preso questo sgombro della Mare Blu, uno al naturale e uno all'olio. Il provolone dolce, 2,69 €. Due pacchi di Edamer Entremont, questo è 150 grammi ognuno. Il pesto rosso siciliano, di questi ne ho presi 2. Anzi 4 lattine di birra Victor Pilsener Beer da 33. Un pacco di farina Manitoba, questa qui di grano tipo 00, pane, focacce, pizze, torte della marca Corona. Poi ho preso queste alette di pollo, macelleria Mutti Paolo, ali di pollo, speriamo che siano buone. Poi della San Benedetto ho preso questi bitter rossi, 2 pacchi di questo limoncino. Poi infine ho preso questa panna cotta della Steril Garda, panna cotta ottima fredda con cioccolato. Questi formaggini della Crema Bel Paese della Galbani, e questi dati saporiti. Per quanto riguarda Ticotà, ho preso questo detersivo per piatti mela e aceto, 1 litro e 2,50 di prodotto. Poi un altro pacco di Scottex Toffoli, 3 pezzi per 75. Un ammorbidente della Farcia Azzurra, questo è rosa e fiori di loto. Il disgorgante della Home Circus, questa è la marca della Ticotà, 1 litro di prodotto, e di questi ne ho presi 2. Poi ho preso questo ammorbidente soft all'olio di argan, ed è 3 litri di prodotto. Una confezione di questo nuovo svelto, che è quello a limone e menta selvatica, 3 pezzi per 1 litro. Poi ho preso 3 tavolette per il VC della VCNet, 4 mesi di durata, 4 tavolette Ocean Fresh. Poi ho preso per la monella di casa questi stick, dog stick, per far sì che lei si pulisca un po' i denti, e questi sono al pollo, dog stick con pollo omega 3 e salmone.
preso questa maschera viso della Olis Nature all'aloe vera e sono due maschere alla 2 dosi. E poi ho preso anche questo cestino in plastica taglia media. Ho voluto prendere, non l'ho mai provata, questa candeggina gentile, Ace Gentile, per efficace su tutti i tipi di macchie. 2 litri di prodotto, fresco profumo, igienizza e limita gli odori e è sicuro sui colorati. Poi la carta per fritti che l'avevo già provata della Cookie, questi sono dei fogli super assorbenti per evitare di mangiare le cose troppo unte. E poi infine ho preso queste salviette multiuso rinfrescanti all'aloe vera, 72 salviette. E niente, spero che questo video così lungo vi sia piaciuto, supportatemi con tanti pollici in su, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!